Se la politica è arte, ogni tanto la politica deve rimettersi ad ascoltare chi parla con la testa, con la pancia, ma con il cuore, e noi vogliamo essere anche quello. Parte da qui la festa di settembre dei circoli del PD di Treviso, una settimana di incontri su temi nazionali e locali nella tensostruttura di Prato della Fiera. Era dal 2011 che a Treviso non si organizzava una festa in Prato della Fiera. Noi vogliamo che in Prato della Fiera tornino le persone e torni la politica. Dopo soprattutto il primo anno, dopo la sconfitta elettorale, il Partito Democratico ricomincia nelle piazze con i cittadini a parlare. Ma la possiamo chiamare festa dell'unità, possiamo chiamarla festa di settembre, possiamo chiamarla festa democratica. Per noi l'importante è che le persone tornino a parlarsi, tornino a incontrarsi con il simbolo del Partito Democratico, ma aperti a tutte le forze della sinistra. Tra i temi nazionali l'economia verde e l'attenzione all'ambiente, ma anche la scuola, il trasporto e l'autonomia differenziata che farà da ponte ai temi locali come la casa popolare, la sanità veneta e l'economia regionale. Gli ultimi giorni saranno dedicati alle idee da portare alla segreteria nazionale con le considerazioni dei democratici trevigiani sul nuovo governo. Io mi aspetto un governo che rilanci l'economia, dia una prospettiva in termini di equità e di giustizia e affronti, aiutando ovviamente anche i governi locali, alcune questioni centrali. Sosterremo il governo come il PD sostiene, ovviamente saremo anche coloro che dalla società, a partire da determinati bisogni e interessi, incalzerà il governo. E parlando di governo, inevitabili le critiche a quello trevigiano e al sindaco Mario Conte. Noi siamo di fronte a un'amministrazione nel totale immobilismo, le opere pubbliche che vengono realizzate sono quasi esclusivamente le opere pubbliche impostate nei 5 anni precedenti, il sindaco è più impegnato nelle pubbliche relazioni, negli spot, nelle strette di mani che nel gestire la complessa attività politica amministrativa, e di fronte a tutto ciò noi ricominciamo a parlare di proposte, tutte proposte di cui l'attuale amministrazione è assolutamente priva.